Dico, le sorprese non finiscono qui, non finiscono qui, perché stasera ne abbiamo a iosa. Ah, lei ce l'ha il microfono. Mamma Gavina. Oh, ha visto, un signore sardo ha vinto la lotteria, lei invece stasera vince qualcos'altro, tanto lui non ci sente. Non ci sente? No, no, non ci deve sentire, sennò che sorpresa è. Sì. Allora, lei ha un figliolo. Sì. Ma guarda che è curioso, ne ha più di uno, ma insomma... 2? 5. Ah, 5? Complimenti, complimenti. Allora, questo figliolo a 6 anni cantava già, però dopo si è preso una laurea in lingue, in letterature straniere, ha vinto un master e è andato a finire a Riga, in Lettonia. E che gli è successo a Riga, in Lettonia? È diventato una grande star. Ha cantato all'Eurofestival 2 volte e anche quest'anno. E poi ha un programma che si occupa di sogni dei bambini, molto carino. Come si chiama suo figlio? Roberto. Addio, le si illuminano gli occhi. Roberto. Ecco, ma lei non è mai stata... lei che cosa ha visto? Lui ha girato mezzo mondo e lei dove è andata? Niente, non sono andata mai a nessun posto. Ma in continente è venuta altre No. volte? Cioè lei è la prima volta che dalla Sardegna viene in continente? In continente, sì. La prima volta? La prima Ha volta. mai visto cantare suo figlio dal vivo? No. Mai. Ad Ardara come... Ad Ardara, sì, no, ma dico da quando è diventato famoso. Lo sa come si chiama in inglese il suo gruppo? No. Pirates of the Sea. Provi a dirlo. L'adoro. I pirati del mare. E come si dice in sardo come stai? Comentisasa. Porca, è più difficile del lettone, e pirati del mare come si dice? Marinai, insomma. No, i pirati. I pirati si dice pirati. So piratas. Ah, so piratas. Lo so. Lei viene da una terra meravigliosa, da un mare stupendo e credo che questa sera, cos'è la prima volta che lei vede cantare suo figlio dal vivo? La prima volta. Lui non lo sa lei? No. No. Non lo so. Ecco, bene, e allora adesso io lo presento, gli parlo un pochettino e poi dopo vediamo che cosa fa, se si emoziona. E se si sbaglia? Pazienza. Come si dice pazienza in sardo? Pascescia. Pascescia. Va bene, ok.